Buonasera a tutti, a tutte e benvenuti al 13° Premio Ostana Scritture in Lingua Madre. Questo premio ha una grande tradizione e ha visto passare ad Ostana molte persone provenienti da tutto il mondo che scrivono e parlano la loro lingua madre. Quest'anno è un'edizione speciale, come ci vedete siamo online come tanti eventi da un anno a questa parte e la tematica di quest'anno, proprio per la distanza che ha imperato in questi mesi, sarà il partagè. In occitano, partagè, partagiar il verbo, significa condividere. La condivisione è quanto mai importantissima adesso più che in qualsiasi altro momento storico e si è scelto questa parola per dare modo a tutte le persone, anche a distanza, di condividere. La condivisione è tipica di tutti i popoli e tutte le persone che sono state contattate in questi anni per il premio Ostana hanno condiviso sempre molto volentieri le loro parole nella loro lingua madre, le loro canzoni, i loro balli e le loro storie. Noi abbiamo provato a chiedere a diverse persone qual era la loro visione della condivisione, la loro visione di partagè e sono stati realizzati dei video in cui queste persone comunicano qual è la loro visione, la loro declinazione del verbo partagè, partagiar, condividere. Vi faremo vedere questi video in modo che anche voi possiate apprendere in diversi paesi, in diversi posti e in diverse culture che cosa significa questo verbo per le persone che lo pronunciano e per le persone che si trovano a rifletterci sopra. Dopo di questo lasceremo la parola alle persone che invece hanno ideato e continuano a portare avanti tutta l'organizzazione di questa meravigliosa manifestazione che è il Premio Ostana, che saranno Giacomo Lombardo, che è il presidente della Ciambrodoc, che è un'associazione che si occupa di organizzare e di ideare il premio da quando il premio è nato. Parlerà Silvia Rovere, che è il sindaco attuale di Ostana, e poi parlerà Ines Cavalcanti, che è la direttrice artistica del festival e del premio in generale. Io sono Paola Bertello e vi accompagnerò in questi 3 giorni presentando quelle che di volta in volta saranno gli interventi del festival e raccontandovi un po' quello che c'è dietro le quinte di tutta questa organizzazione. Ma detto questo, non perdo altro tempo e chiedo alla regia di mandare i video sul Partagiar che sono stati realizzati nei mesi scorsi. Grazie. Partage viene da partagià, divisà, dividere, dal latin partire. E lo partage in nostra valade è surtout la divisione di ben, a Blinks, l'auto Valvaraccio, divisione e spartizione specie dei beni ereditari, ed è con l'auto Valdueiro, a Sabeltran, partage, divisione dei beni. La spartage all'ardità, so che la nuvenda la tradizione, da nostra gente, ma la spartage deco la poesia, l'arte, e tutto ciò che la non fa essere vivo din a che è presente. La spartage deco le idee, la fantasia, e tutto ciò che la non permette di pas restare fermo din a che è presente. Il premio Ostana è un'occasione di partage di tutte queste cose. partage sharing مشاركة. المشاركة هي كلمة ذات معاني جميلة جدا ومعبرة، وحقيقة تحتاج حالة اجتماعية كي تحدث، أو حالة من التشارك بين مجموعة أشخاص، وإن كان هذا التشارك بدافع الحب ستكون النتيجة أعظم وأكبر. وهذا حقيقة ما أرنو إليه وما أتمناه، أن أشارك تلك الفكرة أو التجربة التي لطالما فكرت بها وقمت
بها مؤخرا، وهي تعليم اللغة العربية من الداخل إلى الخارج. شكرا. Muchapa Milechi Sulichan Kepagano Tahe Koheno Akomio Tahe Dot Tadoni Dot Tapiski Maspo. Governa po partage in Occitan. Agwaith fi you reg diffresians hag avonsians yes perilous, hag wirio yes. Governa you bueg os ni avin daska vos aganyetho. Ni hepkeno governa aganyeth, mes agan huedlo, agan lueno, agan tristis, agan gano, agan bardanego. Ni agevren aganyeth gans agan tailu, agan clan, agan pobble, agan kentravugan, agan kemenetho. And yes, reidri agan kemenetho war bars. Ha pan ni adaska vos aganyetho, ni asawia and kemeneth hag aganonon. Oldre fen kevrena. Po partage. Partagiar vien da parage. Partagen lumingiar la pitanza di Dio un paire curo ad anche alla tavola bonus e robel. E ci accompagniamo di Dio perché la pitanza andava sempre accompagnata dal pan. Allora se penso allo premistano come a un luogo, come a dei giorni di partage, la pitanza lumingiar dell'armo sono le culture e le lingue che ciascun autore porta buel. E l'upan per companaggià è l'opera poetico, la letteratura, lo cinema, la musica, che ciascun autore betta sulla tavola dal premit. Condivisione. Condivisione è una parola che in tantas d'autres andin. Secondo me condivisione, la prima cosa che mi viene in mente, se non come mai, è a starsi da qualche parte e bere una butta insieme. Per me è la prima immagine che mi viene in mente la condivisione, non è l'idea bere un bicchiere di vino, ma l'idea simbolica condivide un momento tutti insieme. E in questo caso lo vino è lo simbolo della condivisione. Lo vino è una roba che ha tanti significati, non l'idea di bere o di fare festa, ma l'idea di stare insieme, l'idea di volersi bene. Compartir és el que dona sentit a tot allò que fem. Un gest, un pensament, un àpat, una producció artística, tot adquireix valor en el moment en què el compartim. Compartir, partir amb algú, no treu, sinó que afegeix. ما جيف بو يوم جاي فوسكو كخري أربرجبت كلاوي خري سي أربرجبت
Chiala io ai partaggio perché in show, mi murar condivisione, mamma vi te credito to manciata ci bude me mate, cura ancora man buonishin, copiem, haim e condoim di bash. Ma li spensiumata momento in gusciofim kherent te buim pameta. Io haristisa, io falem calawe horizarbeshvet. Yat she'elu sitka bahatso in the share. To translate share into the Nebizad would be the concept of ke. Reda ke bitlon. Ntsitike sigi do yajlki idi in jonathe. Ado ayo joba bitlinle. Partatge. Compartir és mostrar l'essència de tu mateix als altres. És donar per fer-te proper de l'altre. Els amics, la família, fins i tot un desconegut. Compartir és el que fa de tota experiència una cosa preciosa. És reconèixer a un mateix a través del tot. En una paraula, compartir és ser feliç. Per a mi és complicitat, una espurna d'amor, confiança. La manera més autèntica de compartir per a mi és entre cultures. I el que més m'agradaria ara és poder veure-us a tots vosaltres a Ostana i partatjar la joia de les nostres llengües. Be'achan tzahakis, be'acha akohin zen. To be conscious of one another, or to be conscious of others, whether near or far, expressed by either tangible or intangible means, the act of being considerate, thoughtful, or to share. Bene, siamo ritornati, mi vedete qua in compagnia di Marzia Rei, che dopo capirete perché è qua con me, ma ho voluto anticiparvi questa sorpresa, anche per mettervi un po' di curiosità. Lascio adesso la parola alle 3 persone che ho nominato prima, che sono le persone fondamentali per l'organizzazione del festival di questo premio Ostana Scrittura in Lingua Madre. Ve li ripresento per chi si fosse messo in collegamento solo da poco. Sono Ines Cavalcanti, direttrice artistica del festival, Silvia Rovere, sindaco di Ostana, sindaco di adesso, in realtà in passato Ostana ha avuto altri sindaci che hanno sempre ospitato il festival, e a questo proposito vado a nominare Giacomo Lombardo, che è stato sindaco di Ostana e per anni ha ospitato il festival Scrittura in Lingue Madre, dando un grandissimo contributo e facendo partecipare il suo piccolo villaggio, che però è una grande impresa sociale, e adesso è, come da tanti anni, il presidente di Ciambro Doc, l'associazione che si occupa dell'organizzazione e dell'ideazione del festival, perché l'idea è nata proprio da loro. Quindi lascio la parola a Ines, Giacomo e Silvia. Prego. Benvenuti a tutti, comincio io, rompo le acque. Intanto un benvenuto a questa versione un po' anomala del premio Ostana, la 13ª, purtroppo il secondo anno dove non possiamo ospitarvi nel nostro paese, sperando sinceramente che sia l'ultima, perché
Quello che ha sempre dato grandissima forza a questo premio, al di là dei contenuti e delle persone che abbiamo ospitato, è stato proprio la filosofia di condivisione. Il premio Stana per me è in assoluto la condivisione di persone, di momenti e di voglia di stare insieme, di condividere le proprie storie. Come sindaca posso dire che il sentimento della condivisione è quella che ha dato la forza e dà la forza tutt'oggi al nostro paese di andare avanti e accettare sfide continue per crescere. La condivisione ha caratterizzato da sempre le relazioni della comunità del nostro piccolo paese, prima ancora che io venissi ad abitarci, e si trattava di condividere le difficoltà, le gioie, i momenti del vivere a volte una realtà dura. La condivisione di adesso è quella che ci fa guardare lontano, ci fa condividere progetti ambiziosi e sognare. Senza questo spirito probabilmente non saremmo capaci di quello che a volte non ci rendiamo neanche conto che stiamo facendo. Quindi sicuramente Mai Tema poteva rappresentare meglio in un momento come questo il premio Stana, per quello che è, per quello che ogni anno dimostra e per quello che significa per la nostra piccola comunità. Vi ringrazio ancora e benvenuti alla 13ª edizione del premio Stana. Passo la parola a Giacomo. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa edizione del premio Stana. Siccome come al solito Silvia mi ha portato via gli argomenti, allora io voglio tirare fuori una cosa un po' così a livello un po' personale, se volete. Quando noi non ci eravamo resi conto, non ci si rendeva ancora conto che la nostra lingua, quello che pensavamo un dialetto, parlare a nostro modo, pensavamo che fosse un dialetto come poteva essere il piemontese, se volete, ecco. E per cui molti si vergognavano, specialmente durante l'emigrazione a Torino, di parlare il dialetto. Ecco, noi allora non ci rendemmo conto invece della ricchezza linguistica che aveva la nostra lingua. Ma prima Matteo Rivoira parlava del partagià. Partagià in effetti voleva dire dividere, ma non era solo dividere l'eredità, era dividere anche la fatica, le rude, voleva dire quelle che una volta erano le corvée per togliere la neve da lì a lì, perché da lì a là c'erano altri di una frazione che provvedevano. E questa era la condivisione della fatica. Condividere voleva dire tirare giù una pianta per portarla a casa di uno per il colmo, e lì bisognava essere in 10-12 a portare una pianta, magari per centinaia di metri. E quindi non è una parola isolata, è una parola che entra dentro la filosofia di vita di allora, che non era una filosofia di persone colte erano persone, c'era il povero e il meno povero, non il ricco e il meno ricco, per cui le differenze c'erano minime, se volete, perché chi aveva una vacca e chi ne aveva 6, che era proprio quello che ne aveva di più, c'era una differenza, però questa differenza non si è mai fatta sentire, perché si era tutti uguali. E qui vi racconto un aneddoto, sperando di non rubare troppo tempo. Quando le nostre ragazze andavano a vendemmiare per portare a casa una cesta piena di uva come paga, perché la paga era quella, e scendevano quindi in pianura dove c'erano le viti. E ricordo che mia madre mi raccontava che quando aveva avuto, penso, 14-15 anni, quindi parliamo degli anni più o meno 35, ecco, 30-35, e sono andati una squadra di Ostana, tutte ragazze, a vendemmiare in una cascina vicino a Pinerolo. E il primo giorno a pranzo, dove c'era un lungo tavolo con una polenta centrale, tutti mangiavano lì la polenta, dividendo, e però c'era un ragazzino che mangiava in una scodella su 2 scalini a 10 metri dal tavolo. E mia madre ha chiesto al padrone, ma come mai quel ragazzo lì non mangia con noi? E lui ha risposto in buon piemontese, che lì le manca il garçon.
che vuol dire quello lì è solo il garzone, ma c'è un ragazzo di 10-12 anni. E mia madre gli ha detto, bene, allora se lui non viene a mangiare con noi ce ne torniamo a Ostana. E il ragazzo, da quel momento lì, fino a quando evidentemente c'erano allora, perché poi non so cosa sia capitato, ha mangiato con loro. Ecco, quindi questa condivisione era una condivisione più ampia, era una condivisione che andava a finire nella solidarietà, nel rispetto reciproco, perché chi aveva più vacche non era più considerato di quel che ne aveva solo una. Quello che mangiava magari qualche volta la carne durante l'anno, la carne si mangiava quando precipitava una vacca e tutti si sentivano in dovere di comprare un pezzo di carne per aiutare il proprietario che aveva perso la vacca. Ecco, questa era la situazione di allora. E quindi partage vuol dire, per noi, per me di Ostana, vuol dire questi sentimenti che c'erano allora in modo più o meno allargato, ma facevano parte della stessa filosofia. Ecco, quindi questo è per quanto riguarda il tema di questo premio, che poi spero il prossimo anno sia di nuovo in presenza, perché quel che stiamo facendo adesso, che è pur bello, non riesce a creare quell'atmosfera che c'era quando i vari scrittori che arrivavano da tutto il mondo dopo un giorno di convivenza erano tutti amici, erano tutti come se fossero conosciuti da 30 anni. Perché questo? Perché condividevano, ecco anche qui, condividevano gli stessi sentimenti, le stesse sensibilità. Ecco, questo lo rende solo quando uno è in presenza, beve un bicchiere di vino insieme, mangia un piatto che magari per alcuni è nuovo, perché nella loro terra di origine non c'è, e però poi prima di andare via, ecco che alla fine capita come è capitato in un anno molto particolare, quando abbiamo premiato Yves Rochetta, che alla fine i premiati hanno fatto un concertino, ognuno con il suo strumento, chi cantando, chi suonando e chi partecipando. Ecco, quindi mi auguro che non capiti più niente, perché qui siamo un po' in mano a cose che non conosciamo, parlo del virus, e che quindi il prossimo anno possiamo ritrovarci a farlo in diretta a Ostana. E buon premio a tutti. Buongiorno a tutti e benvenuti alla 13ª edizione del Premio Ostana Escritures in Lingua Maire. Incominciamo in cui in un longo diretto che dura 3 giorni, dunque in cui c'è giovedì, venerdì, sabato, e si può avere un po' di tutto. Artista, giornalista, scrivaire, di nuove creazioni contemporanee saranno presenti e in queste giornate al premio. Buongiorno a tutti, benvenuti alla 13ª edizione del Premio Ostana Scrittura in Lingue Madri. Lo potrete seguire su www.premioostana.it in queste 3 giornate, giovedì, venerdì e sabato, e ci sarà una grande varietà di proposte. Cranto 4 lingue sono passate a Ostano dalla prima edizione del 2009 a arrivare in qui. 44 lingue che vogliono vivere, 44 lingue grosse o picciotte che vogliono dire al mondo che vogliono pas morire. E dunque il premio Ostana è importante per donare visibilità a queste lingue e per donare questi messaggi al mondo che noi vogliamo che tutte le lingue vivano. E ad Ostana sono passate ad oggi 44 lingue diverse, lingue grandi, lingue piccole, lingue che avevano più opportunità, lingue che ne avevano di meno, ma tutte hanno in comune la cosa che loro vogliono vivere. Nessuna lingua vuole morire, è come un organismo umano che si ribella alla morte. Quindi anche quest'anno abbiamo delle lingue molto differenti tra di loro che vogliono vivere, che vogliono presentarsi e che vogliono dare opportunità di conoscerle attraverso tanti stili differenti. Adesso, prima di iniziare poi la conversazione con Fredo Valla e con i suoi ospiti, noi vogliamo farvi una piccola sorpresa.
e vogliamo farvi inaugurare questa 13ª edizione attraverso l'esecuzione dell'inno 600, in cui volen farvi una picciotto sorpreso e volen farvi sentire l'inno 600, che è l'inno Usitan, per inaugurare questa 13ª edizione. Saranno appunto la nostra presentatrice Paola Bertello e una delle persone che ha lavorato di più al premio, ma che è anche un'artista, Marzia Rei, che la eseguiranno. E a questo inno è stato presente alle Olimpiadi del 2006 in Eurovisione, quando proprio qui a Torino sono state inaugurate le Olimpiadi. Dunque ci fa particolarmente piacere farvi sentire questo canto. Bene, grazie Ines. Come ha già annunciato lei, ovviamente, e come io prima ho presentato Marzia nella veste di una delle anime più vitali e più roboanti di questo festival, abbiamo collaborato assieme tante volte in diverse produzioni musicali e quindi ci è sembrata, come dire, una buona idea farla uscire da dietro le quinte e cantare assieme questo canto, che è proprio un po' il simbolo del partagè per tutti gli occitani, perché unisce chi parla questa lingua e chi si riconosce in questa cultura dalle vallate italiane a tutto il sud della Francia fino a quel piccolo avamposto dell'Occitania che si trova in Val d'Aran, che è già sul territorio spagnolo. Non dico altre parole, avrò un piccolo invito per tutti voi che ci state seguendo, ma lo farò assolutamente dopo che avremo cantato. Adesso lasciamo, come dire, la parola alle note e alla musica. Marzia, andiamo? Partendo. Denande ma fenestro ja un'auselum tutto l'anno è cianto sa canzun de cianto che ciante tanto canto per mio che che lo smontagno che tan alto su ben paciun de veire nasamurun su de cianto che ciante cianto canto per mio che salvende mai savos montaños planos levavus perché cianto che ciante cianto paperu cianto per mio che salvente autos ben son auto ma sabai stare e masamureto versi turnare de cianto che ciante cianto paperu canto per
Caduto. Finita. Questo era un assaggio dei tanti modi in tantissime occasioni, in tantissimi posti Sì. del mondo anche, no? Con tantissime persone. Con tantissime persone diverse. Molto spesso ai concerti succede che questa canzone venga riconosciuta dal pubblico e cantata insieme a noi, e questo secondo me è un bellissimo modo per partagiare, no, Marzia, per condividere, perché la musica è sempre una grande condivisione, non solo tra chi l'agisce, tra musicisti, ma anche con gli spettatori, con il pubblico. E proprio a questo proposito io vi vorrei fare un invito. Avete visto i video che parlano della condivisione, del concetto del partagiar? Avete sentito Giacomo, Silvia e Ines che hanno ricordato questo concetto fondamentale, che ogni tanto in questo momento storico sembra un po' che ce lo dimentichiamo, e secondo me invece è molto importante sottolinearlo, e anche tutti gli ideatori e i lavoratori al festival è importante sottolineare questo. E quindi vi invitiamo, se avete voglia e tempo in questi giorni in cui seguirete il festival, in cui seguirete le premiazioni, tutti i contributi che arrivano da tante parti del mondo, di mandarci un vostro contributo, quella che è la vostra idea di partagiare, di condividere, e siete assolutamente invitati e invitate a farlo nella vostra lingua madre. Per lingua madre, traduco perché è poco avvezzo a questo tipo di linguaggio, intendiamo un dialetto che non ha meno dignità di un'altra lingua, semplicemente politicamente non è riconosciuto, ma linguisticamente ha lo stesso valore. Quindi la lingua che voi avete imparato da piccoli, anche se siete emigrati da qualche parte in giro per il mondo, ma vi ricordate della lingua che parlavate da bambini. Fateci sentire la vostra presenza, potete mandare i vostri contributi, ricordami Marzia, su Facebook, Twitter, su Twitter e su YouTube. Sì. L'hashtag, se non sbaglio, è Premio Stana 21. perfetto. Potete mandarci un video, delle frasi, quello che... Una canzone, potete farlo in 2, in 3, da soli, riprendervi all'aria aperta, in una casa. Sarebbe molto molto bello ricevere i vostri contributi, perché questo è partagiare, è condividere. Noi stiamo da questa parte della videocamera e vi comunichiamo delle cose, non potendo avere le persone davanti come succedeva fino a un anno fa. È molto bello sapere che voi ci siete e darvi la possibilità di partecipare. Al Premio Stana tante volte c'erano dei momenti liberi dove le persone si raccontavano delle storie, si cantavano delle canzoni, si insegnavano delle danze. Noi siamo in uno studio, in questo momento non è possibile farlo con voi, ma attraverso i mezzi della tecnologia, perché no? Sarebbe molto interessante se aveste voglia di farci sentire che ci siete e nel modo in cui voi preferite. Grazie. Grazie mille. Detto questo, passiamo a quello che succederà dopo. Per oggi abbiamo ancora 2 appuntamenti molto importanti. Allora, il primo è quello imminente che sta per iniziare, che è un'intervista a Fredo Valla, che è un regista e che ha realizzato tantissimi film e documentari nella sua vita, che ha realizzato recentemente questo film che si intitola Bugre, Lingue eretiche, dall'Occitania all'Europa, andata e ritorno, un film su una grande eresia. Con lui a moderare l'intervento ci sarà il giornalista Pietro Spirito, e ci saranno a intervenire Francesco Zambon e Enrico Riparelli, e vediamo se anche Gerardo Zucchetto dalla Francia riesce a collegarsi e a raggiungerci per partecipare a questo discorso, potremmo chiamarlo dibattito, come si dice in televisione, su questa tematica che è veramente molto molto importante e su cui Fredo ha veramente dedicato tantissimo tempo e tantissime energie della sua arte. Dopo di questo ci sarà una pausa dalle 20 alle 21 e vi racconteremo che cosa succede in questa pausa, perché al Premio Stana le pause non sono pause, ma c'è anche qualcosa nella pausa, e qualcosa che potrete mettere in sottofondo, ma non ve lo anticipiamo. E alle 21 ci sarà un concerto, una specie di chiacchierata che mi vedrà presente insieme a Cecilia Lasagno, che è una grande musicista, e abbiamo, come dire, indagato un po' il rapporto di Dante con le lingue. Non vi anticipo altro perché ne parleremo più tardi, però vi invito a rimanere con noi e a collegarvi o ricollegarvi alle 21 anche per questo appuntamento. Allora, non dimentichiamo di dire che siamo presenti, non potendo essere in presenza,
siamo presenti sui social e quindi vi chiediamo di intervenire non solo con la vostra idea di partage, come ha già detto Paola, ma anche con eventuali domande, commenti su quello che avverrà al premio Stana. Assolutamente sì, non potendolo fare fisicamente, di alzare la mano, alzate le dita sulla tastiera, digitate, fatevi sentire se avete delle curiosità, delle richieste di informazione, qualsiasi tipo di intervento riteniate opportuno fare, sappiate che c'è chi si occupa di questa parte e chi collabora via web per fare in modo che tutte le voci, anche insomma fuori di qua, vengano ascoltate e ricevano una risposta. Io credo che abbiamo detto tutto, abbiamo cantato tutto per ora e quindi lascerei la parola a Pietro Spirito, a Francesco Zambone e Enrico Riparelli e ovviamente Fredo Valla per il prossimo intervento. Grazie mille e a più tardi.